destinazione che lui non aveva colto in nessun'altra regione, era rimasto colpito però da un'altra cosa, dall'unitarismo ossessionato dei siciliani. Cioè dice, non capisco perché, la butto così, i siciliani mi dicono siamo italiani anche noi, ma chi gliela chiede? Però me lo dicono sempre. E quindi c'è qualche cosa che non va. Ora, io vi ricordo quando nel 2005 facemmo la festa dell'autonomia, allora la regione manco sapeva che il 15 maggio era l'anniversario dell'autonomia, con la Sicilia allora a Mazara, mi ricordo sui ristoranti con le bandiere italiane che ci dicevano l'Italia comincia qua, l'Italia comincia qua. E ma io direi che avevo detto che l'Italia non cominciava là. Tra l'altro la Sicilia aveva posizioni autonomiste molto più blande di quelle che poi personalmente avrei maturato. Quindi questo unitarismo ossessionato rivela un complesso dei siciliani che sanno benissimo che gli italiani non sono. E vi ricordo come per fare diversi esempi, un po' forse anche di cattivo gusto, per esempio qualche anno fa mi arrivava una cosa, studi il latino come una lingua viva, mio fratello mi fa, diceva, vedi che perché ci scrivono una lingua viva, perché è una lingua morta. Perché per dire che è un importantissimo studiare come lingua morta, no? Se vi dicono è una lingua viva, vuol dire che non lo è. O come, può essere cattivo gusto, come quegli uomini che si attraversano la donna e dicono sono una donna, perché probabilmente non lo si sentono. Allora, può essere ma è così, cioè quando io mi rivesto di un'identità e la incalco più di quelli che questa identità ce l'hanno veramente, vuol dire che c'è qualche cosa che non, vuol dire che ho qualche confusione. Allora, torniamo a noi e torniamo alla scuola. Oggi non siamo più nel 1800 e quindi la via legalitaria, la via dell'applicazione dello statuto, diventa la via maestra, l'unica via che la Sicilia ha, che io intravedo per la propria emancipazione. Nel 1800 lo Stato borbonico, lo Stato italiano anche neocostituito, ha da pochi danni. La gente si ribellava, assaltava le caserme, assaltava le prefetture e poi costituiva un comitato provvisorio e governava. Oggi, a parte che siamo tutte persone pacifiche, anche volendo fare un'ipotesi di scuola, una strada del genere non è perseguibile, ma non perché non si fa, chiaro, ma per pure ipotesi di scuola, oggi noi non sappiamo, con la tecnologia, con i canali distributivi centrali, quante armi ha oggi lo Stato italiano per mettere in ginocchio una regione che si ribellasse. Noi non sappiamo per esempio l'alta tensione che è gestita da Terna, se è decisa, non sappiamo nulla, da qualche quadro elettrico che si trova a Roma, stanno qui che ci lasciano a buio per 3 settimane, prima che qualcuno riesca a mettere di nuovo in funzione l'energia elettrica. Fino agli anni 50, agli anni 60, i mercati alimentari erano mercati locali, per cui le persone anziane mi dicono, prima c'era quella frutta, ora non c'è più, perché prima c'era la fruttetta, ora non c'è più. Perché non c'è più? Perché la frutta siciliana va a Napoli, viene impacchettata e se la rispediscono. Questo significa che se dall'oggi al domani la Sicilia si ribella, non ci fanno arrivare la frutta. Ancora forse il pane, ma anche il pane si stanno attrezzando per farcelo fuori. Quindi di fatto tutti i beni e servizi che oggi arrivano in Sicilia vengono da fuori e il grado di fragilità che ha nel presente contesto tecnologico la Sicilia è enorme. Quindi non si può che andare avanti in un processo di emancipazione per vie negoziali attraverso gli strumenti dell'informazione